Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live Sibille Interattive Gratuite del vostro Marietto Veneziano. Prima di iniziare a salutare gli amici che verranno, vi ricordo anche che questa sera 21:15 in questo canale, in questo gruppo di canali che parte dal canale del Marietto Veneziano al canale di The Guard e il nostro gruppo social di Facebook, ci sarà il The Guard alle 21:15 per le Sibille Interattive. Quindi a chi non rispondo magari perché non c'è tempo oppure magari hanno già fatto altre volte le domande, possono rivolgersi alle 21:15 alla nostra Ildegarda. Cari amici, iniziamo a spiegare quelli di Face che se faranno una domanda e devono iscriversi a StreamYard. È gratuito, si attivano e dopo la domanda sarà, come si dice, attiva, nel senso si potrà rispondere a quelle persone che chiedono tramite Face. In più vi ricordo anche che abbiamo due gruppi, il Degrammarietto Veneziano, i Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, da dove stiamo trasmettendo. Vi ricordiamo anche che abbiamo anche un sito, il sito del Capitano. Questo sito ormai è in pista dal 2015, hanno già scaricato più di 175.000 ebook, che praticamente sono 20 ebook, ma diciamo che in totale tutte le persone hanno scaricato da tutte le parti del mondo 175.000 ebook di radionica e radiestesia, cioè ci sono dentro circuiti radionici, quadranti radiestesici con tante istruzioni per poterli utilizzare. Poi, un'altra cosa importante, nel sito ci sono anche una sezione shop dove si possono acquistare pregiati prodotti fatti da Ildegarda, cioè costruiti, ideati da Ildegarda Marietto Veneziano. Questo ciondolo magico che costa 150 euro più 10 euro. Spedizione programmabile, si possono inserire altri programmi radionici. In più Ildegarda con Marietto Veneziano propongono anche una sezione con 52 sigilli salomonici. Vi ricordo solo che per costruire creare, consacrare, battezzare e quant'altro un sigillo ci vogliono come minimo 3 ore di lavoro, costa 150 euro. Poi vediamo, abbiamo poi il venerdì le pulizie per chi si è affidato a noi, pulizie generali del corpo eterico, e eventualmente al martedì facciamo le pulizie solamente per quelle persone che hanno avuto il vaccino e vogliono ripulire il proprio corpo eterico. Non è niente di fisico, ma solo il corpo eterico. Chiaramente poi dal corpo eterico si riversa sul corpo fisico. Quindi alle 21:15 lunedì abbiamo la nostra Ildina sul canale di StreamYard, appunto su questo, come si dice, prodotto, no? E anche al venerdì, lunedì e venerdì. Invece tutte le mattine potete trovare il vostro Marietto alle 11:20. Per quelli più esigenti invece, per quelli che vogliono qualcosa di forte, qualcosa di importante, abbiamo anche dei riti operativi di alta magia, propiziatori per il benessere, per la ditta, per l'abbondanza e quant'altro. Bene, vediamo se c'è qualche domandina dei nostri amici e vediamo se c'è qualcuno che saluta il Marietto. Vediamo un po' e vediamo subito il Pierluca. Ciao Pierluca, grazie di essere qui, ormai sei un ascoltatore fedele. Bene, vediamo un po'. E vedo solo una domandina e quindi di conseguenza la si può fare dell'Agata. Allora, l'Agata è del 65, vedo, e Maurizio è del 63. Hanno litigato, si tornerà ancora da me. È sposato e ha una figlia. Bene, vediamo un po' la nostra Agata del 65. Ma sì, sembra che può tornare. Aspetta un po' che vediamo anche la nostra Hildegarda che saluta. Vi ricordo che questa sera alle 21:15 avremo la nostra Hildegarda in diretta per quelle persone a cui non rispondo adesso, o magari che non riescono ad arrivare in tempo a fare la domandina. Vi ricordo che potete farla questa sera. Certamente non rispondo a domande che sono già state fatte, nel senso che magari ne avete già fatte nel raggio di 1 o 2 mesi, quindi chiaramente non rispondo. E sapete che comunque siamo sempre disponibili a dei consulti privati a pagamento sia il Degarda che Marietto Veneziano, 20 euro, 45 minuti. Bene, vediamo un po'. Questa Agata
che dice, che Agatha ha litigato con il Maurizio, Maurizio 63, lui è sposato, ha una figlia. Sembra che ritorni, ma vediamo un po' le sibille cosa dicono. Per Agatha e il nostro Maurizio. Vediamo un po'. Allora, Agatha, guarda, la situazione è così. Lui è un tipo che gli piace, in un certo senso, avere sotto controllo la situazione, ti sta guardando, ti sta esaminando, ti sta pesando, è un tipo che gli piace più prendere che dare, quindi attenzione, attenzione che, come si suol dire, non è un tipo sicuramente facile. E tu ti vedo molto speranzosa, ti vedo molto, come si dice, fiduciosa che torni, ti vedo forte, sei anche una donna forte anche te, ma vediamo in dettaglio. Ma guarda, nel passato, possiamo vedere questa situazione. Vedo che c'è, lui che, insomma è stato un colpo anche di fortuna che vi siete incontrati, e vedo che lui ti pensava spesso, vedo che però è un po' stretto di gomito, un po', come si suol dire, stretto di sentimenti. Gli piace più prendere che dare. È un tipo che cade sempre in piedi, però bisogna ammettere che è un tipo che, come si suol dire, non gli piace tanto dare a livello sentimentale, gli piace più prendere, Ci ha pensato spesso e magari alcune volte è stato anche servizievole, è stato, come si suol dire, un soggetto che cercava sicuramente anche di farti contenta, Però la litigata, vedo che c'è la figlia, vedo qui la figlia, vedi? Giustamente tu hai fatto bene a dire che c'è una figlia, perché qui si vede una donna giovane, potrebbe essere anche una nuova entrata, una new entry o una figlia. E vedo che tu, non si capisce bene se è lei o tu, oppure anche un'altra donna, perché vedi, io in questa linea qui vedo che, c'è una donna, potrebbe essere la figlia, che è ben disponibile, però vedo qua che c'è qualcosa che non va, Questa carta qua, vedi, è una carta, che sembra che qualcuno abbia più flirt, abbia più come si suol dire, quindi non mi lascia tranquillo questa cosa qua, perché potrebbe essere la figlia, ma potrebbe essere che lui anche ha conosciuto una donna molto più, come si dice, giovane di lui, e vedo che ha sicuramente un flirt. E poi vedo, vedi il sacerdote, un po' di freddezza nei tuoi confronti. Quindi la litigata, secondo me, potrebbe essere anche dovuta al fatto, che è entrata in scena o la figlia oppure un'altra donna molto disponibile, e vedo che potrebbe avere un flirt. Oppure, Agatha, potresti essere tu che sei molto disponibile per avere un altro flirt, e poi c'è del freddo, cioè, visto che non ti conosco, direi che, valutando bene, ci sono queste 3 possibilità. Poi con questa donna nuova, ipotizziamo che sia una donna nuova, la domanda è se lui ritornerà, ma qua io vedo che non è mai andato via, sembra quasi che c'è sempre stata questa donna, nel presente. Quindi la litigata è solamente stato, tra virgolette, magari un escamotage per poter andar via. Poi vedo che c'è un'unione, però vedi quest'unione è fra gelosia e sacerdote. Quindi sembra che quest'unione anche con questa donna vada a, come si dice, a scemare. Ci sarà un cambiamento, sì, e poi qualcuno che raddrizzerà, e vedo che ti ricontatterà. Quindi riassumendo, attualmente la litigata, si può dire che è nata sotto le spoglie di un'altra donna che può essere con cui lui flirtava, ben disponibile e via dicendo.
vedo anche che forse con lei o forse con te, quell'unione che c'era, vedi, raffreddamento, gelosia, sembra quasi che sia bloccato. Poi ci sarà un cambiamento e qualcuno cercherà di rattoppare questa situazione difficile. E vedo che avrai dei messaggi e tu sarai speranzosa. Avrai delle comunicazioni importanti e sembra che qualcosa si rimetta in sesto, perché ti vedo qua, vedi la carta di chi aspetta, però attenzione, attenzione perché vedo sì delle situazioni difficili, però non so, sembra che entri in scena un altro uomo nella tua vita, un altro uomo che ti vuole bene, però non è più lo stesso di prima, o lui cambia totalmente pelle, o lui è un'altra personalità, ma qua vedo che incontrerai sicuramente qualcuno, perché le comunicazioni che avrai con questo Maurizio saranno un pochettino bloccate. Poi vedo entrare in scena un altro uomo che ti vorrà molto bene e avrete sicuramente qualcosa di importante. Quindi attualmente sembra quasi che il problema della vostra litigata sembra che ci sia sotto qualcosa di nascosto, molto probabilmente o la figlia o una donna che si presta molto e molto servizievole. Poi ci sarà questo raffreddamento anche con lei, voi avrete sicuramente o un viaggio o un cambiamento importante in cui comunicherete, però vedi la disgrazia e poi compare all'improvviso un'altra persona che ti vorrà bene, quindi sembra che non tutto il male viene per nuocere. Andiamo avanti, vediamo. Quindi sì, ti ricontatterà, ma ti ricontatterà molto probabilmente perché con questa persona nuova avrà, con questa donna giovane nuova, avrà sicuramente dei problemi. Bene, saluto una nostra amica che è stata gentile a salutare e dice buongiorno. Allora, la Paola ci fa una domanda. La Paola ci fa una domandina. Posso sapere... Allora, Paola ci fa questa domanda. Posso sapere se David del 77 è la persona giusta per me? 76. Paola, domandina, voi avete figli? Lui ha figli? Voi siete single? Tanto per dare un po' più di spessore alla domanda. Se sei in linea, se mi puoi rispondere, se no devo passare ad altri. Cioè, perché sembra una persona giusta va bene, ma però il problema è che alcune volte esce nelle sibille anche magari la carta di una donna sposata con dei figli e non si capisce se è la vicina di casa che porta il caffè o uno di voi due ha dei figli. Quindi se puoi dare questa, se hai dei figli tu, se hai dei figli lui, insomma, perché insomma così la domanda è più importante, è più completa, diciamo così. Beh, intanto passiamo alla prossima. Sì, cosa? Avete dei figli? Sì, non capisco. Avete dei figli? Devi scrivere sì, ho dei figli o no, non ho figli, ho due figli, uno che fa l'astronauta e l'altro che fa il dottore. Cioè, dovete... ecco. Ecco, tu non hai figli, ecco, vedi, così la domanda diventa completa, sì, perché sennò le sibille indicano che ci sono una donna magari con dei figli, non si capisce chi è, se è la vicina che porta il caffè o la latteria. Bene, vediamo un po' se quest'uomo è l'uomo giusto per te. Quindi non è più sposato, giusto? E io ho due figlie, bene, ma non siete sposati, giusto? Siete separati. Perché da qui si riesce a cominciare a costruire una risposta che sia degna di essere risposta, visto che avete la possibilità di fare la domanda gratis. Quindi non siete più sposati, giusto? E vediamo un po'. Allora, ok, perfetto Paolo. Allora, attualmente la situazione è in stand-by, cioè nel senso che sembra che vadi avanti nella direzione giusta, no? Però ci sono delle difficoltà, non è tutto oro quello che luccica, e come
Diceva il saggio, il tempo è galantuomo. Vediamo un po' per la nostra Paola. La Paola è del 77 scusate, la Paola è del 76 e David è del 77. Vediamo un po' se si può. Allora, allegria e morte. Allora, la situazione ha dei chiaroscuri, infatti si vede che c'è la morte, un blocco importante e l'allegria. Allora, la situazione è molto semplice. Ci potrebbero essere degli acuti in cui si sta bene, ma ci potrebbero essere anche dei cambiamenti importanti, magari non desiderati, Paola. Quindi il taglio ci fa capire che non sarà tutto sicuramente facile, non sarà tutto facile, non sarà una discesa, ma ci saranno anche dei momenti opachi. Però ci sono anche dei bei momenti. Noi vediamo un po'. Lui si porta già dietro un sacco di problemi. Allora, la nostra Paola ci ha fatto una bella domanda. Allora, vedi Paola, qui la situazione nel passato è stata difficile, sia per te che per lui. Io vedo che lui molto probabilmente si porta dietro dei problemi importanti, non sono uno scherzo. C'è vicino a lui qualcuno che lo sta attaccando in modo importante. Tu chiaramente o sai certe cose o le verrai a sapere, ma questo si parla del passato, non sarai certamente felice per questa cosa qua. Quindi sì, forse in passato vedo solo cose che non sono state simpatiche o piacevoli. Infatti vedi c'è anche la disgrazia, c'è un'amica che magari potrebbe dare una mano, però quest'uomo qua si porta già dietro, o tu ti porti dietro, ma è più facile che si porti dietro lui, già delle problematiche, no? E quando si inizia già una relazione con delle problematiche, la cosa diventa sempre più difficile. Poi io vedo che lui sì, è un tipo, come si dice, ma visto che mi hai parlato di figli, eh, vedi qua sembra che lui molto probabilmente vorrebbe, non so, avere più chance in futuro con suo figlio, perché qua c'è come si dice, una persona giovane, potrebbe essere un figlio, potrebbe essere che tu conosci qualcuno anche di giovane, però vedo che c'è un ritorno. E poi c'è una donna maritata con dei figli, potresti essere tu, potrebbe essere lui. Quindi sembra quasi che lui fondamentalmente vorrebbe anche ritornare dalla ex moglie o tu potresti ritornare dal tuo compagno, perché non si capisce bene questa linea, perché io vedo che lui ti sta osservando, ma in modo molto attento, in modo molto, come si dice, ti sta pesando, e c'è qualcuno o qualcosa che spera che lui torni. Allora, cosa si vede da questo primo passaggio, il passato presente? Si vede che lui deve aver avuto dei grandi problemi con una donna nel passato. Potrebbe essere la moglie, potrebbe essere un'altra donna che l'ha attaccato. Si vede che tu hai passato dei momenti veramente di malinconia, sei stata molto provata nel passato, non dico che era tutti i giorni come un funerale, ma insomma non hai passato dei momenti facili. Poi vedo che c'è stato qualcuno con lui o con te, un'amicizia che ha creato ancora più problemi, molto probabilmente lui. Nel presente si vede una donna maritata e si vede un ritorno e un giovane, quindi è molto enigmatica questo presente. Si sa solo che lui ti sta osservando attentamente e non vuole cedere un centimetro che non gli porti vantaggio a lui. È pragmatico. In più vediamo che ci sono questi bambini e non so se lui anela ancora a ritornare da dove è venuto, perché c'è un ritorno e quindi o tu ritorni dal tuo ex o lui vorrebbe tornare da questa donna maritata, forse per questione di un bambino, di un ragazzo giovane. Quindi lui in questo momento diciamo che è in stand-by. Nel futuro però vedo che entra in scena una persona molto grande che ti stima, ti vorrà bene, che penserà molto a te ed è un colpo di fortuna e tu avrai paura di perderlo. Allora, è molto più grande di David,
Quindi diciamo che, la situazione adesso è instabile, non è sicuramente l'uomo della tua vita attualmente, vederlo a bocce fredde. In futuro appunto tu conoscerai molto probabilmente anche un'altra persona più grande, sarà un po' più fortuna e tu avrai paura di perderlo. Quindi sembra che ci siano 2 persone, una che attualmente vorrebbe tornare dalla sua, come si dice, moglie coi figli, no, che è pragmatico, e poi tu incontrerai una persona e avrai paura di perderla, un'altra. Quindi sembra che son 2 persone, o lui chiaramente ha una doppia personalità. Però io propendo per 2 persone, uno che vuol tornare alla sua, origine e uno nuovo che incontrerai, però tu avrai paura di perderlo. Ci sarà del nervosismo e effettivamente ci saranno momenti difficili, perché c'è il vedovo, il nervosismo, però c'è anche un atto di fedeltà. Teoricamente potrebbe essere anche lui che dopo che non riesce a tornare o vuole tornare, vedo che cercherà di essere una persona brillante, tu avrai paura di perderlo e nasceranno delle diatribe. Però la tua domanda era importante, no? E la domanda: è quella persona giusta per te? Cara Paola, lui viene già con un pensiero di un ritorno, quindi già lì è difficile. In più potrebbe essere lui qui che cambia attitudine nei tuoi confronti e sembra quasi un colpo di fortuna, però tu vedi che lui è attaccato ancora a qualcun altro. Infatti ci sono atti di nervosismo, momenti in cui lui non si sente bene, alcune volte degli accenti di fedeltà. Però attenzione, la risposta è qua: artista, speranza. Queste carte ci fanno capire che quella persona, cioè il David, non è proprio la persona ideale, perché vedi, è un narcisista, molto probabilmente, vorrebbe fare cose in clandestino e ha molti segreti. E tu sei speranzosa che lui cambi. Quindi, Paola, mi sembra quasi che già il passato, ti dico, lui viene con un carico di problemi, ha nel cuore il ritorno ed è una persona che vorrebbe fare le cose clandestine, vedi? Nel futuro, entro un anno, tu scoprirai che è una persona così. E il futuro poi, vedi, litigate, tu che lo vedi andare via. Ci sono troppe carte pesanti che fanno pensare che questa persona sia la persona giusta. Certamente, se questo non è lui, allora incontrerai un'altra persona. Comunque adesso lui viene verso di te con dei carichi che non puoi sopportare. Almeno Sibille le interpreto così, troppe problematiche. Ripeto al nostro amico Facebook user qua di iscriversi a StreamYard se vuole avere anche lui una risposta. Bene, vediamo se ci sono domande nuove. Allora, c'è un'amicizia che si chiama Sara. Vediamo un po'. E dice, ciao, vorrei sapere se arrivano notizie positive nel campo lavorativo, vorrei sapere se ricomincio a lavorare. Sara, domandina, su che lavoro ti orienti tu generalmente? Un terziario, un secondario, cioè, o servizi? Su che tipologia di lavori sei orientata? Se ci sei mi rispondi. La nostra Paola, giustamente, fa sempre piacere che qualcuno ringrazi, anche perché sono sibille gratuite e non a tutti fanno questo servizio. Bene, andiamo avanti. Allora, Sara, se ci sei, del 78, che tipi di lavori fai? Perché dici l'incomincio, quindi potrebbe essere ristorazione o quant'altro. Vediamo un po' se la Sara risponde. Se no vuol dire che non c'è. E andiamo oltre. Bene, cari amici, penso di aver esaurito il mio tempo.
Vi ringrazio, la Sara non risponde, vuol dire che non c'è, non gli interessa. Bene cari amici, vi ringrazio del tempo, vi ricordo questa sera 21 e un qua alle 21:15 con il The Garden, però ripeto, alla persona qui sotto di iscriversi, allora, alla persona di Facebook di iscriversi a StreamYard, che è il link qui sopra, e alla persona sotto, se vuole in futuro avere una risposta, di scrivere i nomi corretti. Ska e Ma non mi sembrano dei nomi. Ok, grazie cari amici, vi ringrazio. La persona qua di Face, se vuole una risposta deve iscriversi a StreamYard, è gratuito, basta che vada di sopra. Vi aspetto questa sera alle 21:15 con il The Garda per risposte interattive gratuite su questa piattaforma. Grazie.